Le pietre parlano il dialetto che ora parli anche tu. Chi parla il sardo stretto usa parole del Nur. Il nuragico, un linguaggio magico che ha l'origine del nostro popolo. Sto ritmo atavico sul quale incorporo l'anima degli avi e tutti i miei antenati. Quelli che vennero dai mari e che sono approdati, che han trasformato la mia lingua ma pure i miei tratti. Ci han detto sardi belliti e poi ci han denigrati. Un termine razzista di per sé già negativo. È triste constatarlo, studi italiano e latino, ma il sardo invece no, non si può. A scuola il bilinguismo solo a regioni del nord. Bolzano parla crucco ed italiano, cosa c'è di strano? Sta lingua è patrimonio UNESCO, il sardo ce lo meritiamo. Le pietre parlano e non le ascoltiamo. Ci sono dei luoghi sacri, noi non li visitiamo. I dolmeni menhir, la ziggurat, le domus, il pozzo sacro, il plenilunio 18 anni dopo. L'anello di Saturno su nel cielo prende fuoco. Adesso è il nostro turno di pigliare in mano il gioco. Scopo, ognuno in sé ritrovi la sua essenza. Le pietre ci indicano la via con la sola presenza. Pensa, le pietre parlano con vibrazioni. Danza, le pietre ballano, siamo fermi noi. Le pietre parlano attraverso i suoni. Le vibrazioni mistiche di Sciola sono lezioni. La scuola dei campioni, quella dei quattro cantoni, dei quattro quarti quadrati, dei pezzi sui vagoni. La mia nazione hip hop, la mia cultura, i quattro mori. I graffiti nelle grotte dei nostri predecessori. Le teste di tori, il culto del sole agli albori. I rituali ancora oggi eseguiti all'interno dei folclori. Le pietre parlano e se traducessimo gli idiomi noi scopriremmo che il tempo sono solo convenzioni. Che i libri dei coloni sono pieni di omissioni. E la nostra storia sarda è insabbiata da massoni. Nascondono il sapere e dettano le condizioni. Ci mettono a tacere, inventano motivazioni. Pretendono il potere e il dovere tenerci buoni. Il volere violare, ma dovete lottare. Qui è potere al bodale. Potere al bodale. È un'astronave emigrante proveniente da Saturno. Gli alieni parlano il sardo e sono il loro drammaturgo. Traduco il loro antico linguaggio nel nostro burdo, così tutti capirete il motivo per cui essi giungono. È un'astronave proveniente da Saturno. Gli alieni parlano il sardo e sono il loro drammaturgo. Traduco il loro antico linguaggio nel nostro burdo, così tutti capirete il motivo per cui essi giungono. Un'astronave di alieni, mica scemi, han scelto la Sardegna per fermarsi e per sgranchirsi un po' i piedi. Sempre che non ci abbiano i tentacoli, ma invece no, son come noi e inoltre i loro oracoli sono gli stessi dei templi nuragici, in tempi che non immagini, molto prima dei re magi, tempi magici. Eravamo tutti solo ominidi sugli alberi, fino a quel giorno in cui sul tardi sono arrivati i sardi in missione da Saturno per salvarci, mostrarci la strada per poi prosperare e crescere. Ci diedero ossidiana e la mettemmo nelle frecce, poi misero le rocce una sull'altra e fecero le roccaforti per pregarli e connetterci, sentendoci più forti nel farlo. Per metterci in contatto ci parlo direttamente col pensiero ed incomincia questo viaggio. Sono ripartite e ci han lasciato in dono un toro che rappresenta il lavoro, il sole, la direzione da cui vengono loro, la luna piena dona fertilità estrema, la terra, la dea madre che crea dai tempi del Pangea. Il toro rappresenta il lavoro, il sole, la direzione da cui vengono loro, la luna piena dona fertilità estrema, la terra, la dea madre che crea dai tempi del Pangea.